Sono ripresi stamani sul mare di Gela i voli di perlustrazione della TR-42 della Guardia Costiera alla ricerca di eventuali macchie di idrocarburi in superficie e sulla riva dopo le operazioni di bonifica effettuate ieri per recuperare il petrolio fuoriuscito per un guasto tecnico dall'impianto Topping 1 della raffineria dell'Eni. Campioni d'acqua e di sabbia sono stati prelevati e sottoposti ad analisi di laboratorio per accertare la presenza di elementi inquinanti. Prosegue intanto la bonifica dell'alveo nel tratto terminale del fiume Gela fino alla foce, che è stato investito dalla massa di greggio in emulsione con acqua mare proveniente dallo scambiatore in avaria dell'impianto di distillazione primaria di petrolio, fermato dopo l'incidente e posto sotto sequestro dalla magistratura. Le indagini sono state affidate alla Capitaneria di Porto, che anche oggi ha schierato i mezzi antinquinamento per eliminare gli ultimi residui di petrolio. Nel registro degli indagati, come atto dovuto, sono stati iscritti la società Raffineria di Gela SpA e il responsabile di settore, in attesa di meglio accertare eventuali ulteriori responsabilità personali e amministrative in merito ai reati previsti dal Codice dell'Ambiente, nonché per danneggiamento aggravato e disastro innominato colposo. Per circa un'ora, come si ricorderà, l'olio nero fuoriuscito dal petrolchimico ha coperto il fiume Gela per alcune centinaia di metri, arrivando fino alla foce del mare. Gli inquirenti hanno accertato il mancato funzionamento della valvola di sicurezza, quella che dovrebbe impedire la fuoriuscita del greggio dall'impianto, registrate anche forti carenze nelle manovre di sicurezza e nella gestione dell'impianto. L'Eni ha sempre assicurato che tali investimenti sarebbero stati realizzati al più presto possibile, mentre non si riesce ad avere un cronoprogramma preciso, ha esclamato il governatore Crocetta. L'impianto è utilizzato per le primissime fasi della raffinazione dell'oro nero. L'impianto era tornato in funzione da una settimana dopo che per 11 mesi era stato bloccato. 11 mesi di stop evidentemente hanno logorato i sistemi di sicurezza dello stesso impianto.